Forza Italia sarà alleato sincero della Lega alle regionali, purché le decisioni importanti vengano prese a priori della campagna elettorale, decisioni su membri di giunta e punti programmatici. Siamo leali verso la ricandidatura del Presidente Zaia, ma è evidente che le cose che si andranno a fare nei prossimi 5 anni non sono un'esclusività sua o del suo partito, ma saranno oggetto di una discussione all'interno della coalizione. Lo chiarisce Leonardo Padrin, capogruppo azzurro in Consiglio regionale. Per avere i voti per vincere bisogna che ognuno si identifichi nel programma comune e nelle candidature. Se uno non vuole identificarsi, evidentemente rinuncia ai voti degli altri. Precisazioni che Zaia accoglie con immediatezza, senza tanti giri di parole. Al momento nel quale ci sarà necessità di scrivere il programma assieme, inizieremo a scriverlo, come è ovvio e logico che sia. Direi adesso pancia a terra a lavorare, poi sarà il momento da scrivere il programma e si scriverà il programma. In realtà quel che Padrin chiedeva era esattamente il contrario, cioè prima gli accordi e poi l'impegno, ma alla fine come andranno le cose non sarà il convegno di un gruppo a deciderlo. Perché Padrin, sempre lui, organizza un convegno col gruppo consigliare di Forza Italia dove brilla l'assenza di un altro gruppo, PDL, Forza Italia per il Veneto, quello di Coppola, Cortellazzo ed altri per intendersi. Tira aria di spaccatura, ma il coordinatore regionale dice l'alleanza c'è ed è forte. La linea del partito certamente è unita e i convegni come quello di stasera, io li saluto sempre tutti, quindi bene che si facciano tanti convegni, il coordinatore ovviamente ascolta tutti, poi la linea del partito è una sola. E ancora Padrin si incaponisce nella battaglia del tetto dei 2 mandati per i consiglieri. A proposito, l'autore della proposta è il primo ad applicarla. È una proposta che parte dai principi e io per primo la applico a prescindere da come andrà domani in aula.